Ha aperto oggi a Ogovizza il primo hub della protezione civile dedicato all'accoglienza degli ucraini, già accolti 200. A Tarvisio un albergatore ne ospita 8 gratis. Sento il dovere della solidarietà, racconta. A solo 19 anni partirà con la protezione civile regionale per allestire il campo di accoglienza in Slovacchia, dedicato a chi fugge dalla guerra e tra i volontari più giovani del gruppo di Cividale. Una donna di 75 anni è morta travolta dai grossi rami di un ciliegio che stava potando nel giardino di casa a Preone. A lanciare l'allarme sono stati i vicini e parenti, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Aumenti delle bollette di luce e gas, anche del 100%, costringono i comuni friulani a ridurre i servizi ai cittadini e a lasciare al buio le strade. L'ANCI chiede al governo aiuto per chiudere i bilanci. Fine settimana intenso sotto canestro con 2 friulane in finale di Coppa Italia. L'Apu alza il primo trofeo della sua storia. Cividale sogna e arriva a pochi secondi dalla vittoria. Proteste per una decisione arbitrale molto dubbia. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ha aperto questa mattina a Ogovizza il primo hub regionale per l'accoglienza dei profughi ucraini. Nell'area sono arrivate in poche ore 200 persone, soprattutto bambini. Ad accoglierli l'esercito, protezione civile, polizia e operatori ONU per rifugiati. E lo vedete, questo è il piazzale a 2 passi dalla uscita autostradale dove dal 28-29 di febbraio è stato allestito questo posto. È una sorta di filtro dove la polizia di frontiera effettua i controlli sulle persone che arrivano proprio da nord verso sud. Come ci dicevano gli operatori delle Nazioni Unite, c'è stato qualcuno che ha fatto anche 15 giorni di viaggio, la media è di 2 giorni. Qui vengono di fatto identificati, filtrati e poi avviati verso l'accoglienza. Anche in questo momento abbiamo visto arrivare un minibus dalla Ucraina, una decina di persone all'interno, quindi la procedura è più o meno la stessa e qui all'ingresso ci sono invece i militari dell'esercito che garantiscono la sicurezza. Le persone sono scappate da città Kharkiv, che è stata bombardata e quasi non ce n'è, anche da città Nikolaev, che è stata anche bombardata molto, quindi con bambine piccole, tutte donne hanno scappato. Più piccola ha 8 mesi, però hanno diritto a dormire tranquilli e sereni perché il bombardamento è una cosa orrenda per loro. Dove andrete adesso? Adesso andiamo a Crotone. Io ho visto lo sguardo che sorrideva dei bambini che sorridevano solo davanti a qualche caramella. Ma loro sorridono perché la zona loro, Kharkiv e Nikolaev, sono zone bombardate, nemmeno riescono ad arrivare camion con alimenti, con cose necessarie. E quindi loro adesso, come nel momento di serenità, vedono pure questa caramella, non sentono più sirene, non devono scappare, non sentono le bombe. E giusto pure sorridono. L'imprenditore e albergatore Vito Anselmi, titolare dell'hotel al Cervo di Tarvisio, non ci ha pensato 2 volte questa notte a dare ospitalità gratuita a 2 famiglie di ucraini fuggiti dalle zone di guerra. Questa notte 8 persone hanno bussato alle porte dell'albergo. Vito Anselmi, la solidarietà passa anche dal Tarvisiano, siamo nell'hotel del quale lei è il titolare. Di fatto avete teso la mano a queste 2 famiglie di ucraini che rientravano proprio da quei luoghi. Siamo stati raggiunti da una richiesta che mi è arrivata tramite una nostra collaboratrice di 2 famiglie in viaggio che dovevano portarsi fino a Torino, a Cuneo per l'esattezza. Il viaggio era lungo, cercavano un posto dove interrompere il viaggio, riposarsi per poi proseguire perché il viaggio sarebbe stato ancora molto lungo. Mi hanno chiesto se l'azienda nostra era disponibile e abbiamo detto che eravamo disponibilissimi. Li abbiamo attesi fino alle 2, sono arrivati alle 2 di notte. Li abbiamo accolti, sono andati poi a riposare. Stamane verso le 8 si sono svegliati, hanno fatto colazione e poi, devo dire, con commozione hanno voluto abbracciarsi, salutarsi, lasciarci anche le loro firme su un
non so come definirlo, comunque dove si evidenziava l'ospitalità che abbiamo dato. Mi creda, vicino al pulmino, quando ci siamo salutati, a me sono venute le lacrime. Che sguardi ha incrociato? Sguardi che guardavano noi, dove la vita si respira e si ha la sensazione che pensassero invece alla loro vita spezzata. La prefettura di Trieste ha costituito una unità di crisi per preparare l'accoglienza, mentre il presidente della regione Fedriga invoca l'intervento dell'esercito a sostegno dell'attività sanitaria. Sono quasi 1000 i profughi ucraini che dall'inizio del conflitto hanno trovato rifugio e riparo nella nostra regione, a fronte però di diverse migliaia che sono entrate nel nostro paese dai valichi di Coccao e Ferneti per proseguire il loro viaggio in altre regioni o in altri paesi. E proprio per i continui arrivi tra corriere, bus e mezzi privati, la prefettura di Trieste ha costituito un'unità di crisi con amministrazioni comunali, ufficio scolastico regionale, azienda sanitaria giovannisontina, forze dell'ordine, protezione civile e associazioni per analizzare e risolvere i problemi legati all'accoglienza. Particolare attenzione sarà dedicata alle procedure sanitarie, alle scuole e alle strutture, con un opuscolo che verrà tradotto in ucraino e consegnato nei punti di primo contatto. Certezze e chiarezze non ci sono, ma è chiaro che ci servirà un supporto dal governo, immagino, con l'esercito, per l'accoglienza dei profughi. A dirlo è stato il presidente regionale Massimiliano Fedriga. Non si può pensare che questa attività sia sulle spalle di una sola regione. Dobbiamo continuare a tenere monitorata la situazione pandemica, cercando di dare tutta l'assistenza necessaria ai profughi, non solo accoglienza, concluso Fedriga, ma anche prestazioni sanitarie, a cominciare dai vaccini contro il Covid, ma anche contro altre patologie. E proseguono l'identificazione e l'accoglienza dei profughi ucraini in questura a Pordenone, dove la Croce Rossa si sta occupando dello screening sanitario. Al momento solo una positività al Covid su 300 test. Tamponi e ricongiungimenti. In questura a Pordenone sono già oltre 300 gli ucraini identificati e sottoposti a screening sanitario dalla Croce Rossa. Nessuna allerta sul rischio Covid, anzi. Stiamo facendo la media dei 50-60 tamponi al giorno e abbiamo trovato un solo positivo, un bambino di 8 anni. Quelli che sono transitati qua, tutti gli adulti sono risultati vaccinati almeno con 2 dosi, alcuni anche con la terza dose. Ho notato che invece tutta la fascia adolescenziale non è vaccinata sino ai 17 anni e poi per i bambini che devono essere controllati, perché lo facciamo anche agli adolescenti, lo screening, magari i bambini di 6-7 anni, abbiamo anche dei dolcetti per addolcire appunto l'aspetto del tampone. Nei volti di chi scappa è palpabile la sofferenza. Quello che mi ha colpito moltissimo sono l'espressione triste di tantissime persone e lo sguardo perso di tutti questi bambini. E chi vive in Friuli continua a dare ospitalità a parenti e amici in fuga dall'Ucraina. Le storie di chi scappa dalla guerra e dei loro parenti che li accolgono in Friuli rendono bene l'idea della drammaticità del conflitto in Ucraina. E così c'è chi aiuta in ogni modo familiari e amici in fuga dalle bombe, come Victor. È arrivata la suocera di mamma di mia moglie, abbiamo fatto ospitalità per vivere da noi a Bruniera. Vuole tornare, vuole morire in casa sua, diciamo, in nostra patria, però per adesso dobbiamo ospitare perché mamma, cosa puoi dire? E c'è anche chi è pronto a offrire tutto per loro. Sono da 2007 in Italia, faccio rappresentante di alcune aziende di mobili. Viene una famiglia da Kharkiv dove hanno bombardato tutto quanto e sono scappati da lì, da Kharkiv. Anche perché Alessandro lo scoppio della guerra l'ha vissuto sulla sua pelle. Io ero il 24, ero con delle persone italiane, 3 lavoratori di un'azienda di coperture. Alle 5:36 ho sentito che ero in centro a Kiev, ho sentito una forte esplosione e ho pensato basta, qua c'è la guerra. E al confine con l'Ungheria i profughi ricevono aiuto anche dai friulani. A gestire la prima accoglienza infatti il console onorario Roberto Sarcià, friulano che da anni vive in Ungheria. Noi siamo qui ormai da 15 giorni,
che cerchiamo di dare supporto a tutti. Qui sulle frontiere ci sono tutte le associazioni, in particolare ungheresi, che si stanno dando da fare con chiaramente la regia del governo ungherese. Ormai siamo arrivati a quasi 230.000 profughi. Abbiamo dal 1° di marzo ad oggi un flusso di 13-14.000 persone al giorno. Nei primi giorni, nei primi 4-5 giorni abbiamo avuto molte situazioni con cittadini italiani che scappavano appunto dal paese. I primi giorni sono stati molto caotici e molto particolari. La nostra presenza ha dato aiuto a tutti i profughi indistintamente, in particolare ai bambini, agli orfani, alle famiglie bisognose. Ci aspettiamo nei prossimi giorni ondate maggiori, superiori di persone, però la macchina degli aiuti sta funzionando molto bene. Ha solo 19 anni e partirà con la Protezione Civile regionale per allestire il campo di accoglienza in Slovacchia dedicato agli ucraini. Vi raccontiamo la storia di Andrea Miani, uno dei più giovani volontari del gruppo della Protezione Civile di Cividale. Prosegue l'impegno della Protezione Civile regionale in soccorso della popolazione ucraina. Dopo l'invio del materiale sanitario avvenuto negli scorsi giorni dall'hub nazionale di Palmanova, ora in programma c'è l'allestimento di un campo di accoglienza in Slovacchia, a circa 100 km dal confine con l'Ucraina, dove intenso è il passaggio di profughi in fuga dalla guerra. Tra i 24 volontari che saranno impegnati nell'operazione c'è il 19enne Andrea Miani del gruppo comunale di Cividale. Principalmente quello che faremo noi sarà trasportare e montare le tende per i profughi e anche gestire ad esempio l'aspetto dei generatori e rifornimento. Noi partiremo per 10 giorni, che è più o meno la durata standard di un turno quando si parla di campi in protezione civile, e seguiranno altri turni da 10 giorni con un numero minore di volontari per garantire il corretto funzionamento del campo. Io ho avuto la prima esperienza di protezione civile a 16 anni, quando ho avuto la possibilità, al posto di fare alternanza scuola-lavoro in un ufficio, ho scelto di andare in un campo di protezione civile. Non sono entrato subito, sono entrato un anno dopo, quando avevo 17 anni, quindi sono entrato da minorenne. L'anno in cui sono entrato era l'anno dell'inizio della pandemia. Questo viaggio in Slovacchia corrisponde alla tua prima esperienza all'estero. Sei un po' emozionato? Sono abbastanza emozionato, non vedo l'ora di partire anche per vedere cosa mi aspetta. Una donna di 75 anni è morta travolta dai rami di un albero durante un intervento di potatura. L'incidente domestico si è verificato attorno alle 11 di oggi nel giardino dell'abitazione della vittima in Carnia a Preune. In base ad una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziana stava potando grossi rami di un ciliegio precedentemente tagliato quando è rimasta schiacciata. A lanciare l'allarme sono stati i vicini e parenti della 75enne che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario a bordo di un'ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che ha spostato i rami che avevano travolto la vittima. Per la donna non c'è stato nulla da fare, sull'incidente indagano i carabinieri. A oltre una settimana dall'incidente è morta Ilaria Candido, la trentenne che era stata investita mentre attraversava la strada a piede da Azzano Decimo il 4 marzo. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Non ce l'ha fatta Ilaria Candido, la trentenne che venerdì 4 marzo era stata investita da Azzano Decimo mentre attraversava la strada. È morta domenica nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. Troppo gravi le conseguenze riportate nell'impatto, quando un furgone aziendale l'aveva travolta in viale Rimembranze, a pochi passi dal supermercato Despar, dove lavorava da più di 10 anni. L'uomo alla guida, illeso ma sotto shock, si è subito fermato per soccorrerla. La giovane era stata quindi portata con l'elicottero del 118 a Udine, ma le sue condizioni erano apparse subito serie. I medici, dopo un intervento chirurgico, hanno fatto il possibile per salvarle la vita, ma senza successo. Ilaria, che avrebbe compiuto 31 anni tra pochi giorni, lascia i genitori e una sorella che vivono a poca distanza dal luogo dell'incidente. Ad occuparsi dei rilievi era stata la polizia locale di Azzano Decimo. La notizia è stata accolta con molta tristezza dalla comunità azzanese, dal titolare del Despar e dai colleghi di Ilaria. La famiglia ha consentito l'espianto degli organi che serviranno a salvare altre vite. Lo scontro tra Casa Pound e il consigliere di Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo torna in tribunale a Udine.
Casa Pound è un soggetto democratico nel quale tutti gli associati hanno gli stessi diritti e che promuove azioni di solidarietà sociale. Francesco Clun si è appellato allo statuto del partito di cui è segretario provinciale a Trieste durante la testimonianza resa oggi davanti al giudice Roberto Peccile in tribunale a Udine. Clun è comparso in qualità di parte offesa nel processo che vede imputato per diffamazione il consigliere regionale di Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo. Al centro del procedimento c'è un post di Moretuzzo pubblicato su Facebook il 5 agosto 2020, il giorno dopo che Clun entrò senza autorizzazione con altre 13 persone in consiglio regionale e parlò al megafono per manifestare contro i consiglieri e il loro modo di trattare la questione migranti. Nel post, l'autonomista chiedeva che Clun, allora dipendente regionale, venisse subito licenziato. Siamo di fronte, si leggeva, all'infiltrazione nelle istituzioni da parte di soggetti eversivi e antidemocratici. Clun ha raccontato cosa accadde il 4 agosto di 2 anni fa, in particolare che nessuno intimò loro l'alt quando entrarono in consiglio e che, dopo il licenziamento da parte della regione, non è più riuscito a trovare un nuovo lavoro a causa della sovraesposizione mediatica. Clun, per i fatti di 2 anni fa, è imputato di interruzione di pubblico servizio e ha promosso una causa di lavoro contro la regione. Nella prossima udienza, in calendario per fine maggio, è prevista la deposizione di Moretuzzo. Nuova udienza questa mattina alla Corte d'Assise di Trieste del processo a carico di Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato di aver ucciso i 2 agenti Matteo De Menego e Pioli Girotta durante una sparatoria avvenuta in questura Trieste il 4 ottobre 2019. Al centro del dibattito gli esiti della perizia psichiatrica svolta su Meran e disposta dalla Corte d'Assise. All'esterno del tribunale alcuni rappresentanti di sindacati di polizia come FSP e ADP hanno organizzato un presidio. Piena fiducia nell'apparato della giustizia, precisa il segretario generale provinciale di Trieste Alessio Edoardo, ma abbiamo perplessità per la seconda perizia che giunge distante dagli eventi e senza mancare di rispetto alla professionalità di chi l'ha stilata ci infonde sconforto, anche perché l'analisi dei fatti era stata oggetto di verifica psichiatrica dal GIP, la quale aveva dato altri risultati. Il TAR del Friuli Venezia Giulia dà ragione alla Gesteco e annulla il no della Regione alla discarica di rifiuti non pericolosi nell'ex cava Murà di Cividale. Ex cava Murà di Cividale, torna l'ipotesi della discarica. A riesumarla è il TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha annullato il provvedimento con il quale la Regione ha negato alla Gesteco l'autorizzazione a realizzare una discarica di rifiuti non pericolosi nel sito di proprietà della Inerti Cividale. Le 2 società hanno impugnato il decreto del maggio 2021, nel quale si riteneva l'intervento incompatibile con gli obblighi di riassetto ambientale ancora presenti sull'area e con il divieto di realizzazione o di ampliamento di cave e discariche prescritto dal programma Firmano Pulita 2000. Il giudice amministrativo ha dato loro ragione in quanto l'ex cava, dismessa da 20 anni e sulla quale non sono mai stati fatti interventi di ripristino da comune e regione, può essere oggetto di recupero ambientale anche attraverso una diversa iniziativa progettuale come la costruzione e gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi. La regione, dice il TAR, anziché opporre a prioristico diniego alla realizzazione dell'impianto di interesse delle ricorrenti, avrebbe dovuto valutare nel merito il progetto anche alla luce delle esigenze di risanamento del sito. Abbiamo atteso con serenità la sentenza, dice Adriano Luci, presidente del gruppo Luci di cui Gesteco fa parte, e abbiamo preso con piacere che è positiva. Siamo abituati, conclude, a rispettare le sentenze. Poteva aver conseguenze ben peggiori l'incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi sul versante del monte Taieta Clauzetto. La colonna di fumo che si è alzata ha allarmato alcuni residenti che hanno subito allertato i soccorsi. Immediato l'intervento degli uomini della stazione della Guardia Forestale di Pinzano Tagliamento, che per primi hanno operato su uno scenario molto complicato e impervio. Il loro lavoro è stato determinante, così come quello dell'elicottero della Protezione Civile che ha riversato l'acqua restringendo il campo dalle fiamme che non hanno mai messo in pericolo le abitazioni del paese. Nel pomeriggio la situazione è rientrata con alcuni focolai che saranno bonificati tra la serata di oggi e domani mattina. Il sindaco Flavio Del Missier, che ha seguito le operazioni per tutto il giorno, ha ringraziato Protezione Civile e Forestale per l'ottimo lavoro, aggiungendo che se le fiamme si fossero estese al vicino parco delle Dolomiti Friulane sarebbe stato un disastro. Difficile ipotizzare le cause perché i soccorritori non sono riusciti ad arrivare nel punto esatto da dove si presume si sia sviluppato il rogo.
Da oggi il Friuli Venezia Giulia passa in zona bianca. La regione non si trovava nella fascia di minor rischio collegato al Covid-19 dallo scorso novembre. In autunno, a causa dell'aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, la regione era stata la prima in Italia a abbandonare la zona bianca e a passare in area gialla, fascia in cui era rimasta dal 29 novembre fino al 24 gennaio, quando a causa dell'acuirsi dei contagi era passata in zona arancione, quindi con maggiori limitazioni, in particolare per coloro che non erano vaccinati o non guariti dal Covid. Il 28 febbraio il miglioramento dei parametri collegati alla pandemia, il Friuli Venezia Giulia era passato in zona gialla. Da oggi, dopo un ulteriore calo dei ricoveri, la regione torna dunque in zona bianca. Allora andiamo a vedere i dati dei contagi di oggi: 245 le nuove positività attraverso i 3.212 tamponi, 6 i decessi con Covid di persone tra i 96 e i 75 anni. I ricoveri in terapia intensiva sono 8, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 142. Le persone in isolamento scendono a 17.527. La zona bianca e l'imminente fine dello stato di emergenza non devono spingere ad abbassare la guardia. Ad affermarlo sono due professionisti della sanità in prima linea nella battaglia al Covid. Sono intervenuti al convegno organizzato a Codroipo per la giornata del malato. Il 31 marzo finisce l'emergenza sanitaria, ma il virus non scompare. Questa è una decisione politica e il Covid certo non ne tiene conto. Insomma, vietato abbassare la guardia. Lo hanno detto la professoressa Tiziana Bove, direttrice della clinica di anestesia e rianimazione di ASO-FC, e il dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive di ASFO, intervenendo a Codroipo al convegno organizzato in occasione della giornata del malato. Una parte dell'incontro, ospitato in municipio, è stata dedicata al Covid a 2 anni dall'inizio della pandemia. I professionisti hanno evidenziato, tra l'altro, l'efficacia e la sicurezza dei vaccini. Altro focus del convegno è stato sulla sclerosi tuberosa, malattia genetica rara caratterizzata principalmente dallo sviluppo di numerosi tumori benigni in organi differenti, che ha un'incidenza di un caso ogni 10.000 nati. Il professor Maurizio Scarpa, responsabile del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare, ha riferito che in Friuli Venezia Giulia, in base ai dati ufficiali, sono 22 le persone che risultano affette da questa patologia, aggiungendo però di ritenere che questo sia un numero sottostimato. Si è poi messo a disposizione delle famiglie dei malati, rappresentate a Codroipo da Paola Viol, mamma di un giovane che soffre della patologia. L'incontro, organizzato da Angelo Macorra dell'Associazione Diritti del Malato, è stato sostenuto dal Comune e dalla parrocchia di Codroipo e dall'ASP Daniele Moro. Il sindaco Fabio Marchetti, nel fare gli onori di casa, ha ricordato come sia stato l'alpino camminatore Elio Brusamento a chiedere anche nel suo Friuli attenzione per la sclerosi tuberosa, rispetto alla quale ha sensibilizzato tante amministrazioni comunali in tutta Italia. Le comunità di Cervignano del Friuli e Udine si stringono per la morte di Deborah, 13 anni, figlia del comandante della polizia locale di Udine Eros del Longo. La giovanissima paziente, che frequentava la terza media a Cervignano, da tempo lottava con coraggio contro una malattia che nella notte l'ha portata via l'affetto dei suoi cari. Era stata in cura anche al CRO di Aviano, ma le terapie purtroppo non avevano dato i risultati sperati. Nell'ultimo periodo era ricoverata al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il cordoglio delle due comunità è stato espresso dal sindaco di Udine Pietro Fontanini, dal primo cittadino di Cervignano Gianluigi Savino, che hanno manifestato tutta la loro vicinanza alla famiglia del Longo. Niente accordo tra ASFO e sindacati sulle risorse aggiuntive regionali per pagare festivi e notturni dei dipendenti. In ballo 1,5 milioni di euro. Le sigle sindacali, prima volta in 20 anni, l'azienda sanitaria esprime il rammarico, nuovo tavolo tra 8 giorni. E ancora scontro tra ASFO e sindacati della sanità pordenonese. Stavolta il motivo del contendere è il pagamento delle risorse regionali aggiuntive, che vanno a integrare il contratto nazionale e prevedono indennizzi extra per le prestazioni domenicali, festive e notturne, oltre al lavoro su 3 turni. Nell'incontro odierno l'azienda sanitaria ha comunicato di voler utilizzare 1,5 milioni di euro di risorse per pagare innanzitutto i richiami dei riposi, in particolare attraverso i 3 turni che hanno garantito la continuità del servizio. L'accordo stralcio però, così come proposto, non è stato accettato da sindacati ed RSU.
Per la prima volta in 20 anni, spiega Pierluigi Benvenuto della CGIL, non è stato rinnovato un accordo stralcio, confermato nel resto della regione e al CRO, che permette ai lavoratori di avere nella busta paga di marzo i compensi per le prestazioni extra, come ci è stato proposto. È un accordo inaccettabile. Festivi e notturni non sono neanche stati presi in considerazione, conclude Benvenuto, e per i 3 turni si propone il pagamento solo dopo i 50. Trattativa bloccata dunque, per la quale il direttore generale dell'ASFO, Joseph Polimeni, ha espresso forte rammarico, ricordando gli sforzi fatti dall'azienda anche attraverso nuovi concorsi. Il tavolo è stato riconvocato per il 22 marzo. Gli aumenti delle bollette di luce e gas, anche del 100%, inducono i comuni a ridurre i servizi ai cittadini e a oscurare le strade. L'allarme è lanciato dall'ANCI, che chiede al governo un incremento dei sostegni per poter chiudere i bilanci. Si preannunciano tempi difficili per i comuni che a causa dell'incremento dei costi dell'energia si troveranno a dover prevedere una riduzione di servizi se il governo centrale non provvederà a incrementare la parte corrente del sostegno per far fronte agli aggravi da sostenere nel 2022. Il grido d'allarme si leva alto anche dei comuni del Friuli Venezia Giulia, preoccupati per la tenuta dei bilanci. Come spiega il presidente di ANCI, Dorino Favotto, il contributo previsto dallo Stato va a coprire una quota risibile rispetto agli incrementi che in alcuni casi sono del 100%. Diversi comuni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, riferisce Favot, mi segnalano che devono tagliare spese e servizi o andare a incidere sulla tassazione dei cittadini. In particolare difficoltà sono i comuni più piccoli, ma anche quelli che erogano servizi per tutto il territorio circostante, come nel caso di Gemona, dove il sindaco Roberto Revelant annuncia di dover ricorrere all'abbassamento dell'intensità dell'illuminazione nelle zone centrali della cittadina e oscurare le vie meno abitate a partire dalle 22:30. Al momento è l'unico modo per far fronte ai possibili aumenti di spesa che, secondo le proiezioni, nel 2022 passerebbero dai 600.000 euro annuali a 1,5 milioni di euro. Gemona è uno dei tanti esempi di quello che sta succedendo. Le alternative non ci sono, chiude il presidente ANCI, a meno che il governo non ascolti le nostre richieste. Al via a Udine i lavori di sistemazione di piazza Marconi, che si protrarranno fino a agosto. Partiti a Udine i lavori di sistemazione di piazzetta Marconi e via Paolo Sarpi. Questa mattina sono arrivati i camion che hanno trasportato i materiali necessari ad avviare il cantiere, che rimarrà aperto fino a metà agosto, a meno che durante gli scavi non vengano ritrovati reperti storici, come è accaduto in via Mercato Vecchio. Con oggi iniziano i lavori per il rifacimento dell'intera piazza divisa in 2 lotti per poter far transitare le auto per Vicolo Sottomonte, che sono tutti i passi carai, e il secondo lotto sarà quello invece di via Paolo Sarpi. Perché 2 lotti? L'ho detto, perché vengono fatti in 2 modi diversi, perché questa è piazza, quindi verrà fatta la pietra presentina lungo il tratto fino alla famosa pietra che delimitava il vecchio palazzo, che è stato abbattuto quando è stato fatto passare il tram, e poi c'è invece il porfido che unisce il tutto con via Mercato Vecchio per dare continuità architettonica e per rendere più bella la città di Udine. Questo è un lavoro che abbiamo voluto farlo proprio per completare anche il rifacimento della biblioteca e anche il rifacimento della salita dal castello da parte della biblioteca con il completamento di via Mercato Vecchio. Il costo complessivo, il quadro economico è di 800.000 euro, che tiene conto delle progettazioni e quant'altro. I lavori sono sui 560.000 euro. Sarà l'infrastruttura più importante del dopoguerra per la Carnia. È la variante i cui lavori potrebbero iniziare entro l'anno con un finanziamento iniziale del CIPLE da 15 milioni di euro. Sorgerà a Rigolato. È la madre di tutte le grandi opere che coinvolge la Carnia. Qual è, Sindaco? Diciamo che è la variante esterna all'abitato di Rigolato, che si svilupperà per circa 1,6 km e bypasserà di fatto tutto il paese, Rigolato capoluogo, evitando quindi agli automobilisti tutte quelle strettoie, questo imbuto importante che in questo momento caratterizza tutto l'attraversamento interno. Al momento sono stati stanziati 15 milioni di euro. Inizia e finisce dove? Inizia all'inizio del paese, dove c'è scritto benvenuti a Rigolato,
quindi nella frazione di Magnanese, esce diciamo nei pressi del cimitero di Rigolato, quindi bypassando per la parte sinistra de Gano tutto l'abitato di Rigolato, con dei viadotti, con anche delle opere insomma importanti, con 3 rotonde, una centrale e 2 diciamo esterne, che permetteranno poi far entrare anche il traffico non pesante ma leggero a Rigolato in funzione turistica. Lei ha coinvolto università, Confindustria, ma ha coinvolto soprattutto i suoi cittadini con un referendum. Non è un referendum sulla variante sì, variante no, perché diciamo la variante si farà di fatto per capire quelle che possono essere le aspettative e le contropartite che le attività economiche e la gente di Rigolato si aspetta. Il comitato Difendere la Tisana scende nuovamente in campo contro il progetto di RFI di realizzare nel territorio della bassa infrastrutture per l'alta velocità. No all'alta velocità alla Tisana. Il comitato Difendere la Tisana, che nel 2020 aveva raccolto 5.000 firme contro la variante ferroviaria proposta da RFI, riaccende i toni della polemica organizzando un incontro al centro polifunzionale di Via Goldoni, al quale sono stati invitati i rappresentanti della politica regionale e locale. Come spiega il portavoce del comitato Ernesto De Marchi, la richiesta di valutazione di impatto ambientale presentata da RFI al Ministero dell'Ambiente per le varianti di Portogruaro e sul fiume Isonzo al momento non comprende la Tisana, ma non la esclude in una seconda fase. Ribadiamo il nostro no alla devastazione di La Tisana e uno spreco scandaloso di 600 milioni di euro per risparmiare forse 3 minuti sulla tratta Venezia-Trieste, riferisce De Marchi, sottolineando che impattare negativamente sulla cittadina della Bassa Friulana sotto l'aspetto ambientale, urbanistico, economico e sociale sarebbero tra l'altro un ponte ferroviario di 2 chilometri e un sovrappasso la cui realizzazione sarebbe concentrata nella parte urbanizzata della città. Adesso i treni transitano a 85 km all'ora, continua De Marchi, ribadendo che gli interventi previsti da RFI comporterebbero vantaggi solo per gli intercity. Per lo sport è stato un fine settimana intenso, in particolare per il basket, con 2 friulane in finale di Coppa Italia. L'Apu alza il primo trofeo della sua storia, Cividale sogna e arriva a pochi secondi dalla vittoria. Tra poco se ne parlerà a Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.